regolamento dello Stato è un regolamento comunale che credo che in base a un po'. Io adesso direi a Sandro che non mi sono conosciuto, però ora molto adesso diciamo di sviluppare un ragionamento su quello che si fa e si può fare e quello che si fa in giro. Grazie, buonasera. L'esperienza che porto io è quella di un non esperto del settore. Le tre persone che sono qui accanto a me sono tutte persone che lavorano nel settore. Io sono fisico nucleare, semmai mi sono occupato di altri rifiuti un po' più pericolosi per la mia vita lavorativa e comunque non ho mai avuto a che fare con queste tematiche per motivi professionali. Ma nell'ambito dell'associazionismo da più di 20 anni abbiamo a che fare con queste tematiche che stanno diventando, anziché andare verso una soluzione, stanno diventando sempre più critiche e i fatti di cronaca nera di questi ultimi giorni fanno vedere quanto il livello di allarme sia diventato grande. Allora, dico che la prima volta che con Alfredo D'Urso abbiamo affrontato questo tema in termini pubblici risale addirittura ad una campagna elettorale di 20 anni fa, del 1994, e mi ricordo qual è stato il sorrisetto di Socchigno con cui tutti hanno accolto il racconto che facevo io di esperienze che avevo visto in alcuni paesi europei dove ho lavorato. Quando si parlava 20 anni fa di compostaggio o di riciclaggio per parti differenti, separando bene i rifiuti di una natura da quelli di un'altra, prevedendo già all'inizio che il vetro avesse colori diversi secondo la funzione alla quale era dedicato quel tipo di vetro, tutti quanti mi parlavano. Ricordo un politico locale di rango che mi fece una battuta: dottor Cammino, lei è abituato ad altri posti, crede che queste cose si possono fare viaggiare? Lui conosceva meglio di me i nostri concittadini, probabilmente perché poi il modo in cui hanno votato negli anni successivi ha fatto vedere che erano contenti così. Però ora siamo arrivati grosso modo a un punto di non ritorno. Basta andare in giro per la città per sentire: ah, mi è arrivata la bolletta della TARSU che è incredibile. E allora queste cose sembra poco che io non possa dire me l'avevamo detto 20-25 anni fa, perché le bollette sono andate a crescere e nessuna azione positiva è stata fatta. Allora, quello che dicevo 20 anni fa era che nel comune di Branicche dove avevo lavorato, ciascuna casa aveva il suo orticello dietro e chi stava in un appartamento andava a portare il compost dal vicino che aveva il pezzettino di terreno e poi magari di quello gli portava le carote o andavano a fare le patate che andavano a raccogliere insieme, perché c'era una società che aveva contezza del fatto che i rifiuti sono un problema per tutti se lo digestiamo accuratamente, ma sono una risorsa positiva per tutti se le gestiamo con patrimonio. C'è una bellissima statistica, a me piace sempre citare il numero della mia formazione professionale. C'è una bellissima statistica che dice quanto costa mediamente in Italia una TARSU per abitante in base all'utilizzo che si fa della strumentazione di tipo MTB, meccanico termico biologico, trattamento meccanico termico biologico, l'incenerimento classico e la discarica semplice. Si vede che quando si utilizzano le discariche il costo è massimo, circa 200 euro ad abitante. Quando si utilizzano dei trattamenti di compostaggio spinto, di raccolta differenziata ben organizzata, ivi incluso la programmazione da parte degli enti pubblici che dovrebbero, secondo me, imporre a chi produce di impacchettare le cose in un certo modo come si fa in Francia, a quel punto noi ci ritroviamo addirittura a dimezzare questo costo. Il costo stimato dagli economisti è dell'ordine di 110 euro per abitante. Quindi queste statistiche che sono state sviluppate con modelli econometrici che sono tipici di tutta l'Europa dimostrano che anche in
Italia, ma stiamo raddoppiando, addirittura triplicando i costi della TARSU, semplicemente perché c'è chi poi ci specula. Non dimentichiamo che chi manda in giro il camion spesso è il proprietario di quelle discariche. Vedo il caso di Roma, dove il più grande impianto di discarica che esiste in Europa ha permesso ad una sola persona di accumulare una quantità di cifre pazzesche. Questo è giusto per dire che la mafia non esiste solo in Sicilia. La mafia dei rifiuti è una cosa che riguarda un po' tutta l'Italia. E anche nei posti dove ci sono le migliori pratiche, come nel caso del tanto strombazzato Lombardia, dove ci sono degli inceneritori che, permettendo la produzione di un'enorme quantità di energia elettrica e di calore, hanno permesso di abbattere i costi, c'è stata una ricaduta però dal punto di vista ambientale. Quelli sono tra i posti più inquinanti d'Italia. E poi mi fa ridere il sindaco l'ex sindaco Albertini quando si andava a sviluppare quello che veniva fuori da prezzo sull'acqua, perché lo può raccontare forse ai lombardi, ma non lo racconta a me che quella è la condizione chimica in cui funziona quell'inceneritore, perché i termovalorizzatori, come si diceva poco fa, non esistono. È semplicemente il solito modo, invece di dire che una persona diciamo che ha avuto un centinaio di avanti, si dice che è stato un po' farfallone. Questo è il tipico modo italiano di nascondere i problemi, la polvere sotto il tappeto. Questo non vuol dire che la tecnologia non ci offra la possibilità di produrre energia e di ottenere l'incenerimento in condizioni safe, in condizioni di salvaguardia ambientale, ma non quella tecnologia che ora viene venduta come la migliore tecnologia possibile, mentre in realtà è la tecnologia che si utilizzava con l'inceneritore di Vienna circa 25 anni fa. Io tante volte l'ho fatto anche per quanto riguarda le centrali nucleari. Dico, quanti di voi andrebbero alla Fiat a comprare la 600 multipla, che era pure forse una delle macchine più belle che la Fiat ha fatto, innovativa per allora, la prima Space Wagon. Nessuno andrebbe oggi a comprare quella tecnologia. Invece è quello che facciamo. Ci hanno tentato di farlo con le centrali nucleari che utilizzano una tecnologia vecchia di 50 anni, lo fanno con gli inceneritori che utilizzano una tecnologia che non è la migliore oggi disponibile. La tecnologia migliore disponibile che permette di evitare il problema delle diossine e dei furani, cioè di molecole particolarmente dannose per la salute, non è quella degli inceneritori convenzionali con diciamo, generatori attivi o altro, ma è quella là che prevede la pyrolytic cell, cioè praticamente utilizzando dei processi in carenza di ossigeno che permettono di creare non tanto qualcosa che brucia, ma un plasma, praticamente un piccolo sole. E questo qua che ho già presentato, questi sistemi che ho presentato già in altre conferenze a livello nostre scuole del dintorni, è una tecnica che ormai è disponibile dal punto di vista industriale, costa un po' di più della tecnica di incenerimento classico, ma dal punto di vista sanitario è assolutamente sicura, cioè non comporta alcun rischio per la salute, perché a differenza dell'inceneritore che porta i rifiuti a temperature dell'ordine di centinaia di gradi, quindi lasciando intatte le molecole, cioè lascia le molecole in condizioni tali e quali per cui dove c'è un composto clorato si libera diossina, dove c'è una qualsiasi plastica, dalla PVC a altro si liberano delle molecole altrettanto pericolose, e quindi il metano che è stato citato poco fa è una cosa più pulita paradossalmente che viene fuori. Quando noi abbiamo un processo di plasma gasification o di pirolismo, abbiamo le molecole che vengono portate a 20, 25, 27 mila gradi. In quelle condizioni c'è la completa dissociazione e quindi non c'è più nulla di pericoloso. Lì veramente potremmo mettere Albertini non per 1 o 2 giorni, ma anche per tutta la sua vita si può stare lì e si respira quello che viene fuori da questo.